Con Gianluca Capoleti, il checco dello Scapicollo al termine della finale persa contro il Cotton Club ai rigori. Gianluca, volevo chiederti, dopo quello che abbiamo detto col presidente Francesco Testa, una partita più aperta del solito forse contro il Cotton Club, abbiamo assistito a due sfide in regular season con meno gol, oggi siete stati colpiti al primo e all'ultimo minuto. Il valore comunque in campo per la durata del match, anche al cospetto di grandi avversari che vi avevano battuto, seppur di soli 2 punti in regular season, l'avete dimostrato anche stasera. Sì, è stata una bella partita, dai, comunque combattuta, loro sono una grande squadra, bisogna fare solo i complimenti e niente, bisogna anche imparare da queste diciamo, sconfitte, anche se hai solo ai rigori, però ci sta, dai, contro una squadra così ci sta. La mossa del doppio attaccante davanti, Bogdanov Marazzina vi ha portato in vantaggio. Come valuti il fatto di avere anche altri giocatori come potrà essere Montesi da svelare direttamente alla Patriatica, così tanti attaccanti di peso che possono agire contemporaneamente in partite così chiuse o comunque contro grandi difese, quanto conta? Lo chiedo a te che comunque calchi questi campi da tanto tempo. Beh, sicuramente sono attaccanti di peso e a noi ci fanno comodo e ci fanno anche la differenza, come stasera insomma ecco, abbiamo cambi di valore, ecco, anche Montesi che ci raggiungerà alle finali e niente, è un valore aggiunto per Checco Scapicollo, però ci sta anche se c'è il piccolo rammarico di quale c'è attenzione sulla punizione, però dai, contro una squadra così c'è la sconfitta, l'accettiamo molto volentieri, diciamo, anche se a malincuore, però va bene così, dai, ci rifaremo alle finali.